Non doveva essere un click day, eppure il primo giorno di prenotazione dei vaccini per gli over 80 in Sicilia è stata una corsa ad accaparrarsi una dose. Sono oltre 40.000 gli anziani che ce l'hanno fatta, soprattutto con l'aiuto di figli e nipoti nativi digitali. Il mese di febbraio è già tutto esaurito. Per chi si collegherà, da oggi in poi saranno disponibili le date dai primi di marzo. Già perché Italia e le forniture in tutta Europa, Sicilia compresa, hanno tarpato le ali a una campagna vaccinale che nei primi giorni volava veloce. Anche se l'obiettivo, dichiarato dal governatore Nello Musumeci, non cambia, vaccineremo tutti i siciliani sopra i 16 anni entro l'estate. La buona notizia è che oggi arriveranno i primi 20.000 vaccini di AstraZeneca, in anticipo rispetto alle previsioni, e già dalle prossime ore potrebbe partire la vaccinazione per docenti, forze dell'ordine e personale dei servizi essenziali con meno di 55 anni. Saranno destinati alle farmacie ospedaliere di Giarre 4.000 dosi, Milazzo 3.000, Palermo 4.000, Erice 3.500, Siracusa 2.000, Ragusa 1.500, Agrigento 1.500, Caltanissette ed Enna 1.000 a testa. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha rifiutato di autorizzare la somministrazione a fasce d'età più elevate e così gli under 55 potranno essere vaccinati persino prima degli ultra ottantenni, per i quali le somministrazioni partiranno con i vaccini di Pfizer e Moderna dal 20 febbraio. I parlamentari del PD, con un'interrogazione all'ARS per l'assessore Ruggero Razza, chiedono di accelerare su disabili e su familiari e badanti che si prendono cura dei più fragili. Ieri sono partite le prenotazioni tramite piattaforma di Poste Italiane per gli ultraottantenni, oltre 40.000 prenotati, il 97% online, il 3% tramite numero verde. Un risultato che fa ben sperare sia come volontà di aderire alla campagna vaccinale, sia come efficienza del sistema a cui abbiamo lavorato in questi giorni per favorire la prenotazione. Ci si va dal sito internet della regione o dal sito siciliacoronavirus.it ed è molto intuitivo, basta inserire la propria tessera sanitaria in corso di validità e il proprio codice fiscale e se si è un cittadino siciliano di età anagrafica fino alla classe 1941 si potrà essere immediatamente riconosciuti dal sistema informatico e si potrà scegliere nelle diverse sedi vaccinali dove si preferisce andare prenotando la data in base alla disponibilità e la fascia di orario. Ci piacerebbe fare migliaia di vaccini al giorno. Le forniture attuali ci consentono per gli over 80 di poterne fare circa 6.000 al giorno. Ovviamente speriamo, ma vedete le televisioni inondate di questa richiesta di vaccini in tutta Italia, in tutta Europa, ma direi in ogni parte del mondo e siamo molto confidenti che nelle prossime settimane, dopo il mese di febbraio, si possa aumentare ancora di più con la dotazione per fare presto. La prima fase dei vaccini, quella che doveva impegnare i primi 3 mesi dell'anno, gennaio, febbraio e marzo, ci deve auspicabilmente portare a coprire tutta la popolazione con più di 80 anni. E lo strumento utilizzato per la prenotazione, sia il portale, dove sono state effettuate il 97% delle prenotazioni fino ad oggi, sia il call center, che ha bisogno forse di essere un attimino rafforzato e stiamo lavorando in questo senso, ma ha visto quasi il 3% delle prenotazioni effettuate e completate in maniera regolare, sono i due primi strumenti, call center e portale, per la registrazione. Accanto ad essi, con Poste si è lavorato a un sistema che per la fase successiva della campagna, quando la vaccinazione sarà di massa, consentirà la prenotazione anche in tutti gli uffici postali. Noi coinvolgeremo i medici di medicina generale e le farmacie in maniera tale da avere quanto più diffusa e quanto più facile, soprattutto, l'accessibilità alla registrazione.